Le patate, il basilico, ma soprattutto i pomodori sono le piante preferite dal signor Dino Colletto. Le coltiva da quando aveva 10 anni. Ad aprile ne ha piantate una decina in giardino, varietà cuore di bue, ma con una sorpresa nelle dimensioni e soprattutto nella quantità. Non so come chili, ma come quantità 300-400 pomodoro, 30 in media 30 ogni pianta. Alcuni pomodori sono tanto grossi da aver bisogno di sostegno. È che ho fatto un impianto forte perché porta il peso, ma se no, se metti là una bacchettina, là sarebbe girato giù tutto. Il nutrimento per le piante è tutto al naturale. Letame, roba, l'umido, invece di pagare l'umido per portarlo, che vengono a caricarlo, portarlo via, io lo sepolco qua e con quello un po' di foglie, fogliame, delle siepi, faccio tutto un mix e con quello chimica, ma no, 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 sono contrario alla chimica. E poi c'è un sistema ingegnoso anche per l'acqua, fondamentale per dare sostanza e gusto ai frutti. L'acqua dalla grondaia della casa ho fatto un impianto, la faccio andare sulla vasca e da là raccolgo l'acqua e quella piovana è sempre la migliore insomma di quella del rubinetto, insomma dell'acquedotto. Anche non costa niente. Anche la varietà a grappolo sta dando frutti abbondanti che saranno maturi entro pochi giorni. La produzione è destinata principalmente alle due figlie e per Dino, fedele spettatore dei telegiornali di Media Nord-Est, l'orgoglio è riuscire a fare tutto in autonomia. Roba fatta in casa insomma, no, nel senso senza e anche hanno sapore questi pomodori qua, perché anche quei precoci là, quei piccolini là hanno un sapore non come quelli che compri che sanno solo che è l'acqua.